Buongiorno ragazzi, anche con il coronavirus noi la divisa ce la mettiamo lo stesso. Oggi vi presento un piatto con calma, cotto a bassa temperatura. Perché tempo ne abbiamo? Stiamo qui a casa, mi raccomando, non uscite. Oggi vi presento una ricetta che è il famoso spezzatino di manzo cotto a bassa temperatura con l'aiuto di un po' di tecnologia. Dunque, tradizione e innovazione. A dopo! Ecco i nostri ingredienti: la polpa di manzo, carote, patate, il mirepoix. Andiamo a scaldare l'olio con la luce, un po' di timo. Andiamo a versare la carne, la rotogliamo, cerchiamo di sigillarla bene, la giriamo, la stacchiamo solo per un momento. Eccola qui il risultato, colore giusto. Andiamo a ritirarla, nella stessa padella ci passiamo anche le verdure per qualche minuto, non di più. Andiamo a rosolarle, ci aggiungiamo anche le carote e anche le patate, la deglassiamo con dell'acqua e un po' di pomodoro aromatico tritato finemente, poi ne andiamo a versare la salsa al pomodoro, non molta come vedete, la amalgamiamo ancora un po', circa 20 secondi, mezzo minuto, e andiamo a ritirarle le nostre due vasche che facciamo adesso. Le andiamo a mettere in un sacchetto da sottovuoto dove poi pian pianino andremo ad estrarre l'aria. Il nostro pacchetto è pronto, lo andiamo a immergere nel nostro bagno termostatico a 78 gradi per circa 7 ore. Poi lo andiamo a togliere, eccolo qui. Lo andiamo a svuotare il nostro piatto e poi lo andiamo a impiattare con un po' di polenta. Buon appetito a tutti!